Buongiorno a tutti, inizia la seconda giornata di lavoro del Job. Abbiamo la prima iniziativa che si intitola I giovani fanno rivivere le aree periferiche. È un tema molto interessante che nasce da un'esperienza di varie realtà. Modererà il lavoro Marco Ferrero, che è qui alla mia sinistra. Cominciamo dalla collega che è collegata, Federica, che rappresenta Super, una realtà milanese, da quello che ho capito, e poi abbiamo invece qui in presenza Rita del Colle di ETIC, poi abbiamo Emanuele Borghetti con Tommaso, vediamo se mi sono ricordato tutti, e poi c'è al posto di Marianna Moser. Ok, allora di cosa parliamo oggi? Ma dirò proprio una parola: le periferie urbane. Che cosa possiamo fare per rivitalizzare le periferie urbane? Questi luoghi che ci appartengono moltissimo, che ci evocano delle cose, e come ci possiamo lavorare? Che contributo possiamo dare? Le esperienze che si confronteranno oggi con l'aiuto di Marco credo che ci tocchino tutti da vicino, soprattutto i giovani. E su questo mi fermo perché abbiamo un ritardo stratosferico, quindi gli darei subito la parola a Marco per iniziare i lavori. Grazie e buon lavoro. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, io adesso proverò a dire due parole rispetto a questo tema che è quello delle periferie, no? Perché quando si parla di periferie ci vengono subito in mente delle cose. Anzi, a proposito di questo, con l'aiuto dell'organizzazione, voi siete seduti su un fogliettino di carta dove c'è un codice QR. Allora, quello che io vi propongo di fare è, mentre un po' io introduco queste 4 realtà così interessanti e belle, di fare questo esercizio di usare il codice QR, ormai siamo abituati, e provare a scrivere quello che per voi, cosa vi evoca questa parola, le periferie, la periferia. Perché è un concetto, è una realtà di carattere sociale, economico, urbanistico, che in qualche modo ha accompagnato la programmazione delle politiche urbanistiche, l'architettura, in parte il design, le politiche sociali, nel corso di tutto l'ultimo secolo. Noi oggi siamo nel 2021, ormai alla fine del 2021, e rischiamo di ragionare con categorie che sono state costruite 100, 70, 50 anni fa. Mai come in questo momento, no? Veniamo da 2 anni di situazione straordinaria che, ahimè, non si è ancora conclusa e che ci sta obbligando a rivedere alcune categorie. Ecco, forse una delle categorie che dovremmo ripensare è proprio questa della periferia. Che cos'è la periferia? Tradizionalmente è la distanza dal centro, però non è solo un concetto di tipo geografico e soprattutto non è un concetto neutro, perché credo tutti noi, quando viene pronunciata questa parola, quando leggiamo questa parola, inevitabilmente la sentiamo accompagnata da una connotazione negativa, no? Cioè la periferia come qualche cosa di lontana dal centro in senso negativo. Il centro della periferia tradizionalmente è la città come è stata, costruita appunto nell'ultimo secolo, perché le città sappiamo che accompagnano la storia almeno recente dell'umanità, no? In Italia in particolare, l'Italia è il paese delle tante piccole città, il paese dei comuni, no? Delle specificità territoriali, ma la città di cui parliamo e la periferia di cui parliamo non è quella dei comuni medievali, perché i comuni medievali intorno avevano la campagna. La periferia è qualcos'altro, è una situazione complessa, spesso articolata, stratificata da un punto di vista anche delle dinamiche sociali, economiche, ripeto, complessa, che si è sviluppata in questa appunto distanza dal centro delle città industriali sostanzialmente, e che ha in qualche modo occupato quella che una volta era la campagna, zone industriali, quartieri popolari. Negli ultimi
30, 40, ormai 50 anni, questa condizione è apparsa sempre di più problematica. Vivere in periferia significa essere lontano da che cosa? Dalla città in senso moderno e quindi di fatto soprattutto dalle opportunità. Le opportunità che sono date quasi sempre dai servizi. Quindi noi pensiamo alla periferia in termini negativi perché quasi sempre questa condizione geografica è connotata da una carenza di servizi e di opportunità. Ecco che allora però forse sempre di più la periferia non va intesa solo come distanza dal centro urbano. Dopo vedremo alcune esperienze che sono esperienze che vengono realizzate nel centro di una città capoluogo, Belluno, che però è la capitale della montagna. La montagna, in quanto distante dalla pianura, diciamo più urbanizzata e industrializzata, viene quasi sempre vista come periferia, anche se abitata e da un punto di vista amministrativo, istituzionale, come dire, connotata da un centro. Ma io ad esempio vivo a Venezia, centro storico, Cannareggio. Molto spesso mi sono trasferito lì qualche anno fa e tutti quelli che mi conoscono da prima mi dicono: ma sei andato a abitare a Venezia? Ma come hai fatto? È scomoda Venezia, ma ci sono i servizi. In effetti è una città che, essendo costruita sull'acqua e distante dalla terraferma, come la chiamano i veneziani, è in qualche modo una periferia, pur essendo il centro storico della capitale amministrativa del nostro Veneto. Quindi ecco che in realtà, soprattutto in una realtà come la nostra del Veneto, che è una realtà che non è contraddistinta da grandi centri urbani come ad esempio la Lombardia, Milano, Torino, in Piemonte, no? Forse il tema della periferia, che spesso viene, come dire, discusso secondo criteri, come dire, generali, che possono andare bene per certe realtà, ma magari non necessariamente per la nostra, probabilmente va rideclinata. Nel senso che le periferie non sempre sono solo distanza dal centro, ma sono tutte quelle situazioni che per motivi diversi comportano appunto una carenza di servizi o carenza di opportunità. Ecco che la pandemia, con tutta la problematicità che si porta, però ci sta facendo vedere come in qualche modo tutto il sistema dei servizi è in corso di ripensamento. La tecnologia, senza fare qui un'apologia della tecnologia, però in qualche modo ci consente anche degli strumenti nuovi, con tutta la problematicità che questi hanno. Allora, come i giovani si confrontano con questa problematicità, la distanza dal centro fisico dove si svolge la vita economica tradizionale e le nuove possibilità che sono date da un recupero intanto di una sensibilità anche collegata al tema della sostenibilità, per cui la città non è più vista solo come un valore, come un insieme di opportunità, ma anche come un insieme di problematicità. E dall'altra parte anche le opportunità che derivano dalla possibilità oggi di mettere in campo delle soluzioni, delle proposte che valorizzino quella dimensione locale che spesso è la nostra identità e che troppo spesso vengono messe dopo quello che è un discorso mainstream che non nasce sui nostri territori ma spesso viene da fuori. Allora oggi proviamo a dare la parola a giovani come voi, poco più vecchi di voi, che hanno provato a stare nel loro territorio, a porsi il problema dell'essere in quella che viene rappresentata come periferia, ma che spesso ha delle specificità, degli elementi identitari, delle opportunità o dei problemi che possono essere tradotti in una risorsa, che in modo creativo hanno provato a interpretare questo loro stare nei luoghi periferici, traducendolo però in opportunità per se stessi innanzitutto e per la propria comunità, anche di carattere lavorativo. Allora, perché mi hanno chiesto, e con questo chiudo questa premessa, di presentarvi queste realtà? Io in questo periodo faccio il portavoce del Forum del Terzo Settore, che è il soggetto che rappresenta un po' tutte le realtà del volontariato, dell'associazionismo e dell'impresa sociale. Perché sono tutte racchiuse dentro questa formula, il terzo settore?
perché molto spesso l'impresa sociale e a volte l'impresa, anche non necessariamente sociale, ma l'impresa responsabile, nasce da sensibilità e da iniziative organizzative di persone che si pongono un problema etico, che si pongono un problema di identità, di che cosa possono fare per il loro territorio, per la loro comunità e anche per se stessi. E magari da iniziative associative poi nasce la capacità di organizzare questo tipo di sensibilità in qualche cosa che va al di là della dimensione volontaristica e diventa vera e propria impresa sociale o impresa socialmente responsabile. Ecco, oggi noi abbiamo qui 4 esempi molto belli di questo tipo di capacità, di spirito di iniziativa, a testimonianza che provare si deve e spesso si ottengono dei risultati che noi della mia generazione neanche sappiamo immaginare. Allora io passo subito la parola a Rita De Colle, che ho qui al mio fianco, bellunese, che ci racconta appunto come questa riflessione ha portato a un'iniziativa imprenditoriale che anche nel nome dice molto, perché si chiama Ethic. Vai Rita. Allora, buongiorno a tutti. Vediamo se c'è la presentazione. Io sono Rita De Colle, porto e vi presento la mia impresa che è Ethic. Ethic come boutique, ma boutique etica, ok? C'è la presentazione? Ottimo. È un ethical concept store. Tante parole, no? L'uso dell'inglese, l'uso del francese, ma fondamentalmente di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando sì dell'ecosostenibilità, che è uno dei valori centranti per noi, però di ecosostenibilità abbiamo sentito parlare tanto in questo periodo, anche troppo, anche a sproposito. E non parliamo solo di ecosostenibilità, ma anche di benessere, di lavoro, della società. Okay? Quando parliamo di etica, potremmo stare qui tutto il giorno a parlarne, ma parliamo di valori, valori che cambiano con la società. Etica fondamentalmente lo riassumiamo con la scelta, la possibilità di scegliere. Per avere la possibilità di scegliere devo avere delle alternative, perché se ho una strada unica non posso scegliere, no? Invece abbiamo la possibilità di scegliere in questo momento anche di tante possibilità diverse, no? Innovative. E anche però dobbiamo avere la capacità di valutare, no? Che strada prendere. E per valutare ho bisogno di farmi tutta una serie di domande. Chi sono? Questo che ho deciso di indossare oggi, chi l'ha fatto? Perché io ho deciso di vestirmi in questa maniera? Cosa mi rappresenta? Cosa vi dice a primo impatto? Okay. Ethic nasce per dare un'alternativa che parli di ciascuno di voi e per aiutare a trovare delle risposte anche alle domande che in realtà non ci siamo ancora posti. Io oggi sono qui perché nel 2017 mi sono posta tutta una serie di domande. Mi ero laureata con lode, avevo una famiglia con figli, avevo un lavoro che era in linea con quello che avevo studiato, mi occupavo di ambiente e di sicurezza e mi piaceva, però fondamentalmente volevo cambiare il mondo, ok? Che è una cosa che magari si pensa da piccoli, no? E poi ci si scontra con la realtà e ci si accorge che no, la realtà è diversa. Ma fondamentalmente io credo ancora di poter creare benessere diffuso, ok? E è quello che voglio fare. E è il motivo per cui nel 2017 mi sono iscritta a un concorso di idee di imprenditoria, lasciando il lavoro, ok? E lasciando anche la famiglia per 3 mesi per partecipare a questo campus d'impresa, il che è stato molto, molto faticoso, no? Non è stato un percorso per niente lineare. E, nonostante questo, insomma, nonostante tutti questi sforzi, quel perché, da quel seme, da quell'idea, comunque
è germogliato qualcosa che è ETIC. Dalla domanda del perché, cosa voglio io portare nel mondo, la risposta però è varia, no? Non sono io da sola a poter cambiare il mondo, ma io credo che possiamo cambiare tutti insieme, no? Questo che non ci va. Lo possiamo fare, e io condivido le mie esperienze, quello che ho imparato, i miei studi, no? Le mie abilità, le mie conoscenze, e quello che posso portare in più è educare, nel vero senso della parola, non è una parola usata a caso, no? Non è insegnare, ma è tirare fuori da ciascuno di noi il proprio personalissimo concetto di idea e idea di etica, perché non abbiamo bisogno di persone che fanno in maniera perfetta, che siano sostenibili in maniera perfetta. La sostenibilità perfetta non esiste. Abbiamo bisogno che ciascuno di noi faccia un passo condiviso verso la sostenibilità, verso l'etica. Okay? E abbiamo deciso di occuparci di queste tematiche, che sono tematiche molto, molto forti, no? Parliamo di etica, parliamo di cambiamento collettivo, parliamo di educazione, ma lo facciamo attraverso cosa? Attraverso degli oggetti, attraverso dei vestiti, attraverso comunque degli oggetti intimi, quotidiani, e che utilizziamo appunto tutti i giorni. Perché? Perché io credo che le cose che ci attorniano comunque ci descrivono, le cose che scegliamo comunque ci descrivono, parlano di noi anche senza che noi parliamo, ma parlano di noi non solo agli altri ma anche a noi stessi, e per questo in qualche maniera ci cambiano. Okay. Così è nato ETIC, che è la nostra appunto boutique, mia e di Alessandro, che è il mio compagno, da quell'idea iniziale del 2017. E abbiamo scelto volontariamente di aprire questo negozio fisico a Belluno, nonostante in questi tempi si vada più verso l'e-commerce, no? Ma abbiamo deciso un po' perché per noi era una maniera anche per rimanere e attorniarci della bellezza del posto, perché Belluno è comunque un posto stupendo. Ma anche per raccontare tutti i prodotti e i valori che ci sono all'interno, avere la possibilità di confrontarsi, in parte anche per contrastare lo spopolamento, perché se ogni giovane con un'ambizione o un'idea magari innovativa se ne va all'estero o qui e lì, fondamentalmente i centri si spopolano e viviamo tutti da soli a casa, come abbiamo visto negli ultimi anni purtroppo. Lo scopo è quello di valorizzare dei progetti, portare avanti dei progetti, non solo degli oggetti. Noi portiamo avanti dei progetti e li raccontiamo, e non ultimo appunto creare benessere anche alla persona che acquista, ma che acquista consapevolmente. Prego. Allora, noi abbiamo avuto il piacere in questi 3-4 anni in cui siamo aperti di avere oltre 30 progetti, e sono tutti progetti a cui noi teniamo molto. Uno ad esempio è il progetto Quid, da cui un po' siamo partiti, che è di Verona e dà nuova vita a tessuti, che sono tessuti di qualità, ma magari stoccati in magazzini, e dà anche lavoro a donne con un passato di fragilità. Poi c'è Rifò, che ad esempio ridà vita a cashmere e crea cashmere rigenerato a Prato, quindi sono realtà italiane. Poi ci sono aziende storiche del biologico a livello europeo, ma anche a livello internazionale, ad esempio che danno vita a capi da legno di faggio, da alghe. Insomma, c'è tutto un motore di innovazione dietro al tessile e l'abbigliamento molto vivo. C'è la nostra linea personale che abbiamo cominciato a portare avanti anche appunto per portare dei segni del territorio, anche per raccontare il territorio attraverso il nostro abbigliamento. E c'è Vaia, di cui parleremo più tardi,
e quindi abbiamo sia cose per la casa, cose intime, diari e altro. E così vi sgancio un piccolo seme. Questa appunto è nata da un'idea e l'abbiamo portata avanti nel tempo, e credo che ognuno abbia la possibilità di far crescere e coltivare la propria idea. Grazie. Grazie Marianna, grazie, complimenti. Restiamo in montagna, vedete che queste realtà spesso lavorano in rete, no, spesso si parla della rete in maniera un po' astratta, invece no, è la dimostrazione che quando si semina, a proposito, si semina qualche cosa, poi questi semi possono essere raccolti anche da altri e ci si può sostenere a vicenda. Marianna Moser, Vaia. Ok, funziona? Allora mi alzo anch'io così posso togliere la mascherina. Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito e grazie a tutti voi per essere qui ad ascoltare le nostre storie. La storia che oggi vi voglio raccontare è una storia di opportunità, di resilienza e di rinascita. Però per capirla bene vi lancio questo video, dura solamente 2 minuti, ma ho scelto di partire dal video per mostrarvi cosa è successo sulle nostre meravigliose montagne. Nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2018 le Dolomiti hanno conosciuto Vaia. Oltre 42 milioni di alberi sono stati abbattuti dalla forza della tempesta, un equilibrio ambientale ora compromesso ed in pericolo. Queste sono le conseguenze estreme ed imprevedibili dei cambiamenti climatici. Nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2018 le Dolomiti hanno conosciuto Vaia. Oltre 42 milioni di alberi sono stati abbattuti dalla forza della tempesta, un equilibrio ambientale ora compromesso ed in pericolo. Queste sono le conseguenze estreme ed imprevedibili dei cambiamenti climatici. Noi abbiamo raccolto la sfida: recuperare il legno degli alberi caduti e ridare loro nuova vita. Dalla distruzione ricreare bellezza. Oggi Vaia è questo, un oggetto essenziale ma ricercato, interamente naturale. Qualche problema tecnico, vediamo se il video parte. Vi ricordate che qualche anno fa ormai c'è stata questa tempesta sulle Dolomiti che ha devastato, appunto, come vedremo, ma insomma credo che tutti lo ricordiamo. Ce l'abbiamo fatta. Il paesaggio, ce l'abbiamo fatta. Speriamo che... Ecco, Nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2018 le Dolomiti hanno conosciuto Vaia. Oltre 42 milioni di alberi sono stati abbattuti dalla forza della tempesta, un equilibrio ambientale ora compromesso ed in pericolo. Queste sono le conseguenze estreme ed imprevedibili dei cambiamenti climatici. Noi abbiamo raccolto la sfida: recuperare il legno degli alberi caduti e ridare loro nuova vita. Dalla distruzione ricreare bellezza. Oggi Vaia è questo, un oggetto essenziale ma ricercato, interamente naturale. Le linee, semplici e leggere, disegnano un prodotto unico nel suo genere. Non esiste un pezzo uguale all'altro, perché ogni colpo d'ascia dato dall'artigiano incide un taglio che segue le venature del legno, rievocando così la ferita nella foresta. Vogliamo tutelare e sostenere i territori colpiti, oggi a rischio, recuperando una preziosa materia prima che altrimenti andrebbe sprecata. Il nostro intento è di ripristinare il delicato equilibrio del bosco. Una parte dei ricavi è destinata a ripiantare nuovi alberi e a promuovere iniziative ecologiche nel territorio.
possono sembrare solitari e austeri, eppure gli alberi comunicano tra loro, come una grande comunità, creando attraverso le radici una rete di connessioni. Seguendo il loro esempio, noi intendiamo formare una comunità di persone che condividono i nostri valori e che scelgono di combattere la battaglia di Vaia. Ed è così che un piccolo oggetto diventa veicolo di rinascita e di cooperazione. La vision di Vaia è di costruire oggetti utili all'uomo e alla natura, valorizzando materie prime provenienti da luoghi specifici, colpiti da calamità naturali. Oggi utilizziamo gli alberi caduti nel nord-est dell'Italia, domani recupereremo altre materie prime, ridando loro dignità. Perfetto, ce l'abbiamo Un fatta. oggetto essenziale. Grazie mille, a volte la tecnologia ci fa gli scherzetti. Ci tenevo a mostrarvi questo video un po' per presentarvi i 3 founder. Avete visto Federico, che è l'ideatore, che è come me di Pergine Valsugana, quindi dell'estrema periferia del Trentino. Avete visto Paolo, che invece è della provincia di Rovigo, e infine Giuseppe di Catania. Questi 3 ragazzi sono le persone che hanno fondato Vaia. Il tutto nasce da questa tempesta, la tempesta più grande d'Europa degli ultimi 60 anni, che si è abbattuta sulle nostre Dolomiti. Quindi ha colpito in particolar modo Friuli Venezia Giulia, il Veneto nella zona di Belluno e poi tutto il Trentino Alto Adige. Pensate che in una sola notte sono caduti l'equivalente degli alberi che in media vengono tagliati dai 5 ai 10 anni. Ci siamo ritrovati con questo preziosissimo materiale che, vi ricordo, anni fa, storicamente, veniva utilizzato da Stradivari per la costruzione dei violini. Parliamo di legno pregiatissimo, che ahimè però non poteva più essere utilizzato per la costruzione, ad esempio, di grandi opere, perché era comunque un materiale ferito. Federico, che ha vissuto come me la tempesta, vivendo appunto in Valsugana, si è chiesto che cosa potevamo fare. Potevamo fare non solo dal punto di vista, diciamo, di creare un'attività di impresa, ma anche in primis per la nostra comunità, che era stata fortemente colpita dalla tempesta. E non parlo solo del crollo del legname, degli artigiani colpiti, ma anche sentimentalmente. Io sono cresciuta nei boschi, noi siamo cresciuti nei boschi, e in una notte ho visto i boschi dove sono cresciuta a terra. Da lì nasce l'idea di creare un oggetto piccolo, che un po' ricorda l'oggetto che il nonno aveva regalato a Federico. Questo amplificatore naturale, appunto, costruito con questi legni speciali. In particolar modo la parte esterna è costruito con il legno di abete, l'abete rosso, che appunto è storicamente utilizzato per le casse di risonanza degli strumenti musicali. La parte interna invece è l'arice. Di fatto l'abete rosso e l'arice sono gli alberi più colpiti dalla tempesta. Ogni pezzo è un pezzo unico, perché l'artigiano, il nostro mastro artigiano, il Giorgio, che avete visto anche nel video, con un colpo d'ascio realizza questa crepa. La crepa che simboleggia da una parte la ferita che tutti noi abbiamo subito, e parlo di tutti noi perché quando si colpisce l'ambiente non appartiene al singolo, ma è ambiente, è sinonimo di bene comune. Ma è anche una ferita da dove entra la luce, perché Vaia vuole essere una storia di resilienza e di rinascita. Da una catastrofe si può rinascere, si può creare bellezza, si può creare un oggetto iconico. È un amplificatore naturale, qui viene inserito il cellulare, quindi si amplifica il suono, si amplifica la musica, che è un linguaggio universale, ma si amplificano anche messaggi positivi. Il nostro impegno è quello poi di ripristinare i territori colpiti dalla tempesta. Ecco che allora noi ci stiamo impegnando a far sì che per ogni Vaia Cube venduto venga ripiantumato un albero. Ripiantumare non significa semplicemente andare nella foresta e mettere un albero, ma è molto più complesso, perché naturalmente i territori colpiti dalla tempesta devono essere veramente ripristinati dall'A alla Z. Ecco che allora qui diventa importantissimo la comunità. Noi collaboriamo con molti enti che possono andare dalla Forestale, Carabinieri, le ASUC, che sono in realtà usi civici, che gestiscono il demanio forestale, e in base a dove facciamo le ripiantumazioni, naturalmente noi collaboriamo con associazioni o enti del territorio.
Vogliamo essere un piccolo esempio di economia circolare, cioè andare a recuperare materiale che è di elevata preziosità, vogliamo andare a recuperare materiale, affidarlo agli artigiani, quindi non è un prodotto industriale, noi vogliamo anche aiutare i piccoli artigiani, creare questo oggetto e poi ripiantumare, impegnandoci appunto a ripristinare il territorio fortemente colpito. Sono qua, io mi considero un po' la quarta fondatrice, la fondatrice morale, come mi chiamano i ragazzi, ma anche perché io sono responsabile degli ambassador ed ho veramente piacere essere qui con ETIC, che è una dei primi ambassador che ha creduto nel progetto, perché VAIA non è un semplice oggetto, è veramente un progetto per il territorio, e sono qui anche perché poi mi occupo appunto degli eventi, ma soprattutto anche per dirvi che ieri è stato ufficialmente anche lanciato il nuovo prodotto, che non andrà a salvare nello specifico i boschi, ma andrà a salvaguardare un altro patrimonio di tutta l'umanità, che sono i nostri ghiacciai. Chiederei alla regia sul nostro sito, in realtà, ecco, il nuovo oggetto che lanciamo è il VAIA Focus, questo qua, scopri di più, esatto. Questo nuovo oggetto che è stato lanciato ieri, invece che amplificare la musica e i messaggi, vuole amplificare le immagini. È un oggetto che è lo stesso principio con cui viene applicato il VAIA Cube, cioè noi andiamo a recuperare il legno caduto dalla tempesta VAIA, utilizziamo la lente Fresnel che è stata inventata circa 200 anni fa da questo scienziato e vogliamo amplificare appunto l'immagine. Grazie al VAIA Focus noi andiamo a salvare i ghiacciai. Per ogni VAIA Focus acquistato noi andremo ad aiutare la salvaguardia dei ghiacciai. Questo per dire una cosa, visto che vedo tanti giovani. Noi siamo partiti appunto dalla periferia, da Borgo Valsugana, da Pergine, dalla periferia di Rovigo, dalla periferia di Catania, però si può fare economia, si può fare impresa, e impresa sostenibile significa anche impresa sociale. Per cui il mio augurio a tutti voi è che da questi esempi che oggi ascolterete davvero possano nascere in voi tante idee. Dalla periferia si può, più che non ancora nelle città. Per cui in bocca al lupo a tutti. Grazie Marianna, grazie, complimenti davvero. Ecco, avete sentito etica, responsabilità sociale, cultura. Allora, di solito quando pensiamo a qualche evento culturale pensiamo di dover andare in città. Negli ultimi 10 anni gli eventi culturali spesso hanno la forma dei festival, no? Ecco, qualcuno si è inventato il Festival delle Periferie. Abbiamo collegata da remoto Federica Verona. Verona, Federica, benvenuta a Verona, anche se virtualmente. Ecco, ti chiediamo di presentare questa vostra idea, che ormai è molto più di un'idea perché dura da parecchi anni e sta disseminando i suoi semi appunto un po' dappertutto, anche oltre Milano. Grazie, buongiorno a tutti. Mi dispiace non essere lì con voi, ma insomma, proverò a raccontarvi a distanza questo progetto che appunto è nato nel 2015. Io sono un architetto urbanista e appunto nel 2015 ho messo insieme un gruppo interdisciplinare di persone, fotografi, designer, urbanisti, antropologi, antropologhe, per provare a analizzare e ad osservare la periferia milanese con un'accezione un po' diversa da quello che la narrazione mainstream un po' voleva. Se ci pensate, la periferia spesso è raccontata in termini negativi, sia nelle cronache dei quotidiani che nelle campagne politiche, ad esempio. Invece io sono friulana di origine e mi stupì nei primi anni, diciamo, di lavoro a Milano, invece ritrovare dei territori e dei quartieri densi di attività, progetti, persone capaci dal basso di inventarsi dei progetti per rispondere a dei bisogni, facendolo, diciamo, in maniera autonoma, proprio perché spesso le istituzioni sono assenti. Quindi, diciamo,
dall'idea di mettere insieme un gruppo interdisciplinare di persone che potesse mettere un po' in discussione la propria professionalità, no? Di architetto, di urbanista, di antropologo, abbiamo iniziato a pensare che cosa avremmo potuto fare, no? In che modo avremmo potuto analizzare quello che succedeva attorno al centro di Milano. E così ci siamo detti facciamo un festival che doveva durare 3 giorni, invece dura dal 2015 ed è un festival atipico, lento, ed è lento proprio perché la prima azione che abbiamo fatto è stata quella di guardarci negli occhi e dirci ma noi conosciamo quello di cui vogliamo parlare. Milano, lo sapete, è una città densa di eventi, densa di attività. Anche diciamo adesso dopo la pandemia stanno riprendendo un po' come prima, anche troppo, no? E quindi ci siamo detti no, ma regaliamoci la virtù della lentezza e quindi andiamo a conoscere quello di cui appunto vogliamo parlare. E abbiamo dedicato 2 anni in cui abbiamo girato i quartieri di Milano in senso antiorario. Ogni sabato facevamo delle interviste aperte a realtà, associazioni, gruppi informali, singoli individui che ci raccontavano il loro essere presidio di questi territori, il loro essere proprio antenne di attenzione territoriale, e quindi abbiamo realizzato 23 tour incontrando 160 realtà. Quando abbiamo, diciamo, raccolto tutto questo materiale abbiamo avuto la fortuna di vincere un bando della European Cultural Foundation e abbiamo ripreso tutto il materiale che un po' avevamo ascoltato e che era un materiale interessantissimo perché molto diceva, no? Anche all'amministrazione che cosa non funzionava, di che cosa c'era bisogno nei territori, e quindi abbiamo costruito questa piccola pubblicazione indipendente che si chiama Appunti per una città riflessiva, grazie alla quale abbiamo sviluppato tutta una serie di, come dire, analisi rispetto a dei temi che secondo noi erano fondamentali. Tutte queste realtà che costruiscono questa periferia dal basso, diciamo, sono realtà che enfatizzano molto, ad esempio, la vita tra le case, fanno azioni che permettono di accendere dei territori, anche dei territori difficili, gli spazi tra le case popolari, gli spazi proprio tra l'abitato dove sorgono, nascono piccole feste per i più piccoli, oppure attività degli orti che vengono tenute dagli anziani, oppure attività sportive. Sono realtà che sanno essere grandi, di grandi dimensioni, ma sanno essere anche molto piccole, come sono realtà che, come dire, pian piano iniziano come start-up e poi si ingrandiscono. Molto spesso sono realtà che fanno cose simili nello stesso territorio. Sapete, Milano è grande, ma non è grande come Roma. Fanno cose simili nello stesso territorio senza saperlo e quindi a volte anche disperdendo delle energie. Sono realtà che risignificano spazi e luoghi in maniera importante perché quando il caso di Aldo Dice, che è diciamo, è una sorta di centro sociale autogestito da un gruppo di clochard che ospita durante l'inverno e durante le stagioni più fredde famiglie intere di persone che sono senza casa. Questa è una cosa che purtroppo a Milano non accade, non ci sono dormitori o centri di accoglienza per famiglie, e quello invece è un centro di accoglienza assolutamente autogestito, dove addirittura l'amministrazione mandava le persone che non trovavano un tetto sotto il quale stare. E quindi, diciamo, il caso di Aldo Dice è eclatante perché risignifica delle regole che anche l'amministrazione, no, ad un certo punto un po' può modificare. Il tema delle regole è un tema purtroppo in Italia sempre difficile da affrontare perché sono regole fatte per situazioni molto vecchie, no? E quindi molto spesso non vengono riaggiornate, rimodernate, quindi questo significa a volte frenare anche la voglia di attivare, di promuovere. Sono realtà appunto che si attivano con grande difficoltà rispetto al sistema dei finanziamenti, dei bandi. Non è facile aprire una piccola startup in periferia di artigianato oppure degli spazi
dedicati allo sport. Faccio l'esempio di Milan Monkeys, che è un gruppo di ragazzi che avranno più o meno la vostra età e che hanno deciso di aprire una palestra di parkour, dando, diciamo, un'idea di prospettiva a moltissimi ragazzi di alcuni quartieri popolari. La loro è stata una vera e propria impresa e non è facile districarsi, no, nell'attivare progetti di questo tipo, e quindi molto spesso queste realtà sono realtà che vengono ripagate dal capitale sociale, cioè non dal denaro, perché non ci guadagnano, anzi spesso sono anche in perdita, ma dal fatto che quello che loro fanno è capitale sociale, ovvero vengono ripagati dalla possibilità di far ricadere azioni positive e propositive nei territori. Diciamo, Super, il Festival delle Periferie ha, grazie alle competenze del gruppo che, diciamo, lo ha messo in piedi, ha realizzato anche una serie di progetti, proprio provando a lavorare sia con le realtà che avevamo incontrato in questi anni che diciamo, cercando di provare a promuovere uno sguardo diverso sui quartieri e sulle periferie, proprio perché quella narrazione mainstream che vi dicevo all'inizio e di cui si parlava proprio bene anche nell'introduzione a questo panel, non ci andava giù, non ci piaceva, e quindi abbiamo messo in scena 11 progetti, sono molto diversi, li potete trovare sul nostro sito che si chiama iosonosuper.com, e che abbiamo messo in scena in una grande festa che, diciamo, ha acceso proprio, insomma, un po' prima del Covid, ha acceso tutta la città proprio anche con l'obiettivo di portare chi non conosce queste realtà nei territori e nei quartieri. Federica, scusami diciamo se ti che- interrompo, ci puoi dire quando si tiene il festival? Perché credo che sia una occasione anche per tutti noi, eventualmente per farci un giro a Milano e così poter toccare con mano questa rappresentazione che tu stai dando, che è molto interessante perché è un caleidoscopio di iniziative che, come questa mattina, ancora di più e ancora meglio, possono ispirare i tanti giovani. Allora, il festival è un festival un po' atipico, come dicevo, che succede a tappe che sono molto diverse, dai tour alla festa. A gennaio, diciamo, faremo un incontro pubblico, magari se vi interessa vi potrò, come dire, mandare l'invito. Sarà un incontro pubblico dove inviteremo tutta una serie di realtà a discutere su questa Milano che corre molto frequentemente, molto velocemente, lasciando un po' indietro appunto proprio chi vive nei quartieri. Abbiamo fatto Quindi un il primo, esercizio primo appuntamento, quindi gennaio. a gennaio, sì. Ok, allora scusami se ti devo interrompere perché abbiamo i tempi un po' stretti, abbiamo dovuto iniziare purtroppo un po' più tardi per problemi così di afflusso contingentato. Ti ringrazio molto e appunto allora dico a tutti andiamo a verificare, visto che ormai abbiamo dimestichezza con gli smartphone, sul sito del festival, primo appuntamento a gennaio, anche questa è un'innovazione, non una formula statica ma una formula dinamica con una serie di eventi, quindi un festival non come un insieme di cose concentrate in un periodo di tempo limitato, ma come un percorso culturale che accompagna la vita creativa che parte dalle periferie. Grazie Federica. Esatto. Ultima Grazie a voi. esperienza, passo la parola a Lele Tommaso, purtroppo gli ultimi hanno sempre un po' l'handicap di dover stringere, e non siamo più in montagna, scendiamo in pianura. Abbiamo sentito parlare di appunto etica, di responsabilità sociale, di cultura e fare sistema, che sembra una contraddizione rispetto alle tante periferie che abbiamo anche dentro le nostre città, quando tutte le volte che c'è un elemento di diseguaglianza che non è sufficientemente preso in carico dalle istituzioni e richiede in qualche modo l'attivazione della comunità. Ecco, realtà che nascono dal basso, abbiamo sentito prima Federica, e allora in questo caso periferia fa rima con democrazia, dove la democrazia non è la delega di voto solo, che è importante una volta ogni 4 anni, ogni 5 anni, ma è il prendersi cura della propria comunità. E in questo caso abbiamo allora una cooperativa sociale, cioè un'impresa democratica, non lucrativa, ma organizzata in forma imprenditoriale. Sembrano contraddizioni, ma invece no, sono realtà che in Italia sono molto vive, molto pulsanti e che appunto affrontano questioni sociali
attivando persone, autoattivandosi, e generano risposte molto importanti. Lele. Allora, ciao ragazzi e ciao ragazze, innanzitutto grazie per essere qua, e per raccontarvi chi siamo e cosa facciamo abbiamo deciso di raccontarvi una storia che è fatta di parole che adesso vi narreremo, ma è una storia che è fatta anche di immagini che vi mostreremo. Quindi se vi annoiate ad ascoltarci, guardate il video; se vi annoiate a guardare il video, ascoltateci. Allora, questa storia nasce nel 2014, quando 3 cooperative sociali di Bassano del Grappa hanno avuto la possibilità di sviluppare i loro progetti in un posto magico, un posto di grande storia e un posto di grande bellezza: Villa Angaran San Giuseppe. Villa Angaran San Giuseppe è una villa del XVI secolo che sorge lungo le sponde del fiume Brenta ed è immersa in un parco enorme. La villa è uno scrigno di storie, ma è soprattutto uno scrigno di tante storie. Storie delle persone che quotidianamente, per diversi motivi, vivono questo luogo. Dal 2015, infatti, Villa Angaran San Giuseppe è diventata un polo di inclusione sociale che promuove il principio di etica e di estetica. Cioè, cosa vuol dire sta roba? Cioè che non c'è bellezza senza inclusione e senza biodiversità umana e ambientale. Qui, attraverso strutture sociosanitarie e imprese sociali aperte alla città, si promuove dunque il valore della diversità, al fine di generare un benessere che sia diffuso e per tutta la comunità. Dunque, per raccontarvi qualcosa di più di questo incredibile casino, vi raccontiamo alcune storie delle persone che abbiamo incontrato in questi anni. Perché durante il lockdown, nel periodo del Covid, abbiamo incontrato Giovanni e sua mamma in villa. Giovanni è un bambino con sindrome di Asperger e stare in casa per lui e per la sua famiglia era motivo di grande sofferenza. Ma in accordo con l'ente sanitario territoriale, Giovanni ha cominciato dunque a frequentare il parco di villa, innamorandosi dei suoi prati, dei suoi alberi e delle api che in primavera bottinano i fiori, regalandoci un miele dei 1000 fiori del fiume Brenta. Così, dopo la fine del lockdown, Giovanni ha continuato a frequentare il parco della villa, partecipando insieme alla sua famiglia e alle famiglie del territorio a diversi eventi rivolti ai bambini e bambine, spettacoli di teatro, percorsi ambientali, momenti di vita, gioco e scoperta all'aria aperta. Invece Federica è arrivata nel 2015. Federica cercava un luogo diverso da un centro diurno per persone con disabilità. Per far cosa? Per sperimentare e alimentare le sue passioni che erano il teatro, le narrazioni, la scrittura. Infatti Federica poi nel 2019 ha pubblicato il suo primo libro, un libro che parla della storia e delle storie di villa. Un libro che adesso Federica presenta con passione e con orgoglio nei diversi festival di letteratura del territorio. Non solo, perché Federica ormai, che è esperta di questo mondo di villa, è diventata la nostra narratrice e quindi presentatrice ufficiale di villa nei diversi e svariati eventi che ogni anno portano migliaia e migliaia di persone nel nostro parco. Lara è arrivata in villa per qualche giornata di servizio e volontariato come alternativa alla sospensione dovuta al comportamento non sempre costruttivo in classe. In villa ha trovato uno spazio, un luogo in cui incontrare e relazionarsi con altri ragazzi della sua età, con altri educatori e altre persone in situazione di difficoltà. Così, dopo qualche mese, Lara è diventata volontaria in alcuni percorsi educativi e di animazione interni alla villa, nei pomeriggi dopo la scuola che Lara ha finito con successo. Abbiamo invece incontrato Tiziano nel 2018, in un momento di forte difficoltà. Infatti Tiziano, in seguito ad eventi poco piacevoli, aveva perso lavoro, casa e affetti. Abbiamo dunque proposto a Tiziano di poter collaborare con noi proponendogli di vivere in villa e di lavorare con noi come barista. A distanza di 3 anni, lentamente, tra alti e bassi, Tiziano ora ha una casa tutta sua ed è diventato uno dei responsabili del nostro bar dove, riconosciuto e stimato, accoglie gli ospiti come fossero in famiglia, per un caffè o anche solo per una brioche. Dunque queste storie che nascono da diversi territori e arrivano in villa, o sono storie che nascono in villa e prendono la strada dai diversi territori, nascondono ognuna una persona. E infatti dietro ogni persona c'è una storia. Dietro ogni persona ci sono tante storie in realtà, che sono storie di difficoltà, storie di complessità, storie di fragilità, storie di chiusura, storie che a volte sono anche difficili da raccontare. Ma quando queste storie e le persone che le vivono si incontrano, le strade si moltiplicano
Spesso diventa anche più difficile trovare la direzione e a volte ci si sente pure persi, ci si sente inermi, ci si sente piccoli. Però in Villa crediamo che sia più importante rimanere su ogni singolo passo. Crediamo che sia più importante immaginare un percorso e tracciarne una direzione. In Villa crediamo che sia più efficace rimanere sui processi che sono incasinati, processi che sono complessi, ma che aprono probabilmente a strade di possibilità e di libertà. Grazie Lele, grazie Tommaso. Vi salutiamo, passiamo alla parola alla prossima iniziativa con questo augurio che abbiate avuto uno spaccato breve ma efficace di quello che si può fare anche a partire dalle periferie, a partire da sogni, valori, socialità, che non sono solo parole per convegni, ma possono essere la base per costruirsi anche un lavoro e un futuro lavorativo, non necessariamente partendo andando via. Qui ci sono tanti elementi, intorno a noi poi potrete fare il giro degli stand che vi possono dare anche indicazioni, orientamenti per riempire di tasselli della vostra formazione che possono consentirvi di dare gambe a queste idealità, a questi progetti. Buona fortuna, in bocca al lupo a tutti. Grazie dell'attenzione. Dai, regà.